Oggi un momento importante, la presentazione dei corsi del Polo Universitario di Palermo, sezione distaccata di Agrigento, in collaborazione con il Consorzio Universitario. Oggi è un giorno importante per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento perché accogliamo come ogni anno tutti gli studenti della provincia, degli istituti secondari, dei licei, per proporre loro la nostra variegata offerta formativa che, ricordo, riguarda lingue e letterature, studi interculturali, servizio sociale, economia e amministrazione aziendale, scienze delle attività motorie, scienze dell'educazione, architettura e progetto nel costruito, infermieristica e scienze della formazione primaria. Noi presentiamo i corsi di laurea, prospettiamo agli studenti i corsi di studio con gli sbocchi professionali conseguenti e quindi diamo questo tipo di orientamento. Però c'è di più, noi vogliamo dare agli studenti che si apprestano a completare i loro studi scolastici una possibilità di riflettere sul proprio futuro. Siccome io credo che ci sia veramente a quell'età molta difficoltà nel prendere delle decisioni che poi saranno strategiche per la propria vita, credo che sia importante che noi orientiamo questi studenti, cerchiamo di far capire loro quali sono le loro attitudini, le loro passioni per studiare al meglio. Quindi vogliamo dare questo senso alla giornata che per noi è molto importante. Però unitamente a questo voglio dire che il Polo Universitario di Agrigento si sta sviluppando, sta crescendo, si aprirà la nuova sede di Via Atenea entro l'anno e stiamo pensando a nuovi locali. Unitamente a questo sviluppo logistico delle strutture pensiamo anche ad ampliare così la nostra offerta formativa. E per il futuro stiamo pensando con il nostro Rettore ad aprire nuovi corsi di laurea che riguardino il settore agroalimentare, per esempio il turismo, la comunicazione e anche il teatro. Quindi vogliamo che l'Università di Agrigento si rafforzi e che gli studenti possano compiere qui i loro studi con grande consapevolezza e qualità. C'è stato un aumento delle iscrizioni? C'è stato già un aumento delle iscrizioni. Siamo circa a 1 migliaio ed è qualcosa che poi ci fa pensare a un risultato rispetto a tanto lavoro che stiamo compiendo. Erano circa 450-500 gli iscritti quando mi sono insediato, ma adesso grazie anche al fatto che siamo usciti fuori dalla pandemia, che questo polo si sta sviluppando e sta dando veramente segni di grande vitalità, abbiamo avuto questo risultato e questa risposta che mi auguro cresca ancora di più. Sì, oggi siamo lieti di essere qui, di partecipare a questo Open Day per tutta la provincia di Agrigento. Noi presentiamo il corso di architettura e progetto nel costruito che ha sede a Villa Genualdi e che forma giovani architetti junior che possono iscriversi indifferentemente all'albo professionale degli architetti e degli ingegneri. È una grande scommessa a cui noi crediamo molto, ma siamo già al 3° anno di corso, quindi a luglio festeggeremo i primi laureati. Il nostro patrimonio, il nostro territorio, il territorio di Agrigento ha bisogno di professionisti competenti, moderni e innovativi per contrastare le sfide che questo periodo storico ci sta mettendo davanti, che sono appunto quelli della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio culturale. Un tema che nella provincia di Agrigento è al top, perché naturalmente è una provincia così ricca di patrimonio naturale, paesaggistico e quindi siamo nel posto giusto e speriamo di essere le persone giuste.